lei, il suo ultimo libro è dedicato alla morte, lei usa il termine politico moltissime volte e mi sono chiesta perché. E sono arrivata un po' a questa conclusione, però volevo chiederlo. Il male della politica dei partiti oggi è anche quello di essere lontanissimo dai problemi della gente. Oltre ad avere il nostro partito una struttura di questo genere, che è stata descritta questa sera e che è ormai un'evidenza, noi ci troviamo di fronte anche ad un partito che non è più vicino alle questioni delle persone, ai problemi della gente, alle questioni drammatiche che le persone vivono, e si usa il termine politica per identificarla con il termine istituzionale, con gli accordi, gli assetti, ma questo termine politica, invece di risolvere, di essere vicino alle questioni della gente, non viene più usato. Noi non siamo più in grado all'interno del nostro partito di discutere di questioni rilevanti. Io mi ricordo di aver discusso sulla legge dell'interruzione di gravidanza e di aver fatto delle battaglie grandissime all'interno, oppure sulle scuole materne private. Ci sono stati confronti, scontri interessantissimi, violenti, ma poi si riusciva a trovare una quadra. Oggi ci sono problemi rilevantissimi su cui noi non riusciamo più a discutere. Riusciamo forse a discutere della TAV, riusciamo forse a discutere di alcune questioni che sono sicuramente importanti, ma dei temi che poi sono vicinissimi alla gente, come quelli della morte, della vita, dell'educazione dei figli, della scuola, discutiamo molto poco, se non niente. Sì, grazie. È proprio questo il punto che ho voluto toccare quando ho scritto quel libro. La ringrazio per questa domanda, perché la politica è questo. La politica è occuparsi dei problemi delle persone reali, anche in senso etimologico, è questo, no? La polis. Io ho finito l'esperienza all'unità, sono stata 3 anni ed è stata un'esperienza che, diciamo, di cui parlo con le piante del mio giardino, non ne parlo con le persone, perché mi sono detta che deve passare un tempo prima che io possa, diciamo, parlarne con calma e cercando di capire esattamente quello che si può comunicare di quella roba lì. Comunque quello è un livello di violenza e di difficoltà e di insomma, non so neanche come dirlo, cioè, il tipo di maltrattamenti a cui si viene sottoposti quando ci si avvicina alle zone alte o altissime di potere senza far parte del meccanismo clientelare di cooptazione o di appartenenza, sono di una violenza bestiale, per cui poi si resiste naturalmente se si è di buona tempra, però se ne traggono delle conclusioni, insomma. Allora io, quando ho finito quell'esperienza lì, dalla quale ho imparato tantissimo, però dentro la quale ho visto cose che non avrei voluto vedere, anziché fare come fanno in tanti, cioè scrivere per esempio qualche cosa di risentito, di arrabbiato, di deluso, di rabbioso. Il mio predecessore l'ha fatto, no? Antonio Padellaro è uscito dall'unità e ha scritto un libro sull'esperienza. Furio Colombo è uscito dall'unità e ha scritto un libro sull'esperienza dell'unità. Cioè tutti fanno delle cose e poi scrivono un libro sulle cose che hanno fatto. Io ho detto, ma no, io ho fatto solo il mio dovere. Ho fatto il mio dovere perché sono andata a fare un lavoro che sembrava possibile e che poi, diciamo, non è che fosse impossibile, ma diciamo che non era interessante, non era interessante per il committente. L'obiettivo di chi mi ha chiesto di fare quel lavoro lì non era quello di aumentare le copie e la popolarità del giornale, di renderlo aperto, accessibile, di far entrare dentro il giornale forze, energie, voci
e passioni che andassero dai bambini fino alle donne, fino ai preti, appunto da Don Ciotti a Don Filippo di Giacomo al cardinale, insomma, passando per Pippo del Bono e per Pippo Fava, no, non era quello il tema era, diciamo, fare una buca delle lettere per i comunicati della segreteria. Allora quello è molto meno interessante, no? Cioè un esperimento che per me può anche fare qualcun altro. Però che cosa ho imparato in quegli anni lì, in cui ho visto delle energie formidabili non utilizzate? Ho imparato che la mia vita privata, perché come vi dicevo prima nessuno di noi è quello che fa, cioè io non è che fossi il direttore dell'unità, facevo il direttore dell'unità, ma ero una persona, una Concita De Gregorio, ero la madre dei miei figli, figlia dei miei genitori, capace di scrivere delle cose a prescindere dal luogo in cui le scrivi, o di vederle, di capire. Insomma, sono uscita da lì con l'idea che i problemi della mia vita, ed è per questo che ho scritto un libro sulla morte e non sull'unità, anche se può sembrare una battuta, il problema della mia vita in quegli stessi anni era per esempio che mio padre si era ammalato ed è morto per un tumore in giovanissima età, e tutto il dibattito sul fine vita a cui ho assistito in quegli stessi anni era criminale, surreale, fatto da gente che non sa di cosa parla, e non c'è nessuna corrispondenza tra la tua esperienza personale di figlia che deve prendere delle decisioni rispetto a un padre che a 60 anni muore, e la discussione portata avanti da Gasparri in Parlamento sulla legge sul fine vita. Cioè è roba che grida vendetta al cielo, non sanno di cosa parlano. Allo stesso modo, quando mia sorella, che non riesce ad avere un bambino, deve fare la fecondazione in vitro ed è costretta a sottoporsi a una tortura psicofisica che è quella determinata dalla legge 40, per cui io insomma mi auguro che molti di voi non sappiano tecnicamente in cosa consiste, ma vi garantisco che Guantanamo è vicino a quello a cui uno si deve sottoporre quando vuole fare in Italia una fecondazione in vitro. Non sanno di cosa parlano. Quando io sono costretta a sposarmi dopo aver avuto 4 figli e 25 di convivenza, perché siccome mi ammalo penso, ma qua se succede qualcosa questi ragazzi non sono tutelati, perché se tu non sei sposato e uno dei 2 genitori si ammala o Dio non voglia muore, i bambini non hanno neanche il diritto di essere mantenuti dai nonni se i genitori non sono tutelati, lo sapete? Cioè è una cosa che non ci si crede, che la legge italiana sia così. Se un genitore muore e non è sposato, i figli sono figli cosiddetti naturali, i nonni, cioè mia madre, non ha il diritto di crescere i miei figli se io non ci sono. Cioè, sono cose che... Quindi, siccome la nostra esperienza di vita quotidiana, per non parlare della scuola, per non parlare della salute, per non parlare dei diritti civili, sono lontanissime dal tipo di dibattito che si fa in Parlamento su temi di cui non frega niente a nessuno, francamente, cioè diciamoci la verità. Per cui io passavo la prima metà della mia giornata a occuparmi di hospice, cateteri, asili, carta igienica che a scuola manca, problemi, e la seconda metà della giornata a discutere dell'ABI, di Rutelli, perché forse allora si fa il gruppo misto e nel gruppo misto però confluiscono, però... Ma la vita è da un'altra parte, la vita è... Come si può pensare che le persone si appassionino a quella roba lì quando nessuno si occupa di loro, quando nessuno si occupa di quello che ci riguarda? Allora è vero, il tema è vabbè, insomma, il tema è culturale, adesso detto così è una cosa da tarda sera, però il problema non è politico, è culturale, cioè bisogna riluminare le cose, dare un posto alle cose, la sofferenza, la fragilità, la morte, la caducità delle cose sono quelle che rendono la vita quella che è. La morte è quella che rende la vita quella che è. Se fossimo immortali saremmo come gli dei greci che si annoiavano appunto mortalmente, scatenavano le guerre per passare il tempo.
la vita degli immortali è inutile, è ridicolmente noiosa, la luce esiste perché c'è l'ombra, il coraggio esiste perché esiste la paura, però se tu non nomini mai l'altra faccia delle cose, non ha più valore niente, nulla ha più valore, non c'è il merito, non c'è la colpa, e infatti non c'è né merito né colpa in questo paese adesso, non c'è senso di responsabilità, ma non c'è perché si finge, si mente, si parla di una realtà che non esiste, che è virtuale, da cui è escluso tutto ciò che è difettoso, secondo un canone di perfezione che è un canone fasullo, che è un canone estetico fittizio, estetico ed etico fittizio, ma insomma questo è un discorso lungo che ci porta da un'altra parte, che è quello che mi interessava fare, perché i 20 anni infatti in questo libro sulla morte poi tra l'altro si parla appunto di etica e di estetica, del tribunale estetico, cioè della dieta per forza, della taglia 40, del 35 anni percepiti, della virilità perpetua, ma non è così, non è così, si invecchia, si muore, c'è una fase in cui si è fertili, una fase in cui non lo si è più, ma bisogna vergognarsi, no, la vita è fatta così. Allora, se tu la racconti diversa da com'è, poi tutti si sentiranno inadatti e fuori posto e saranno frustrati, poi magari alla prima difficoltà si buttano di sotto da un ponte perché non la sanno affrontare, o si suicidano perché non sanno come fare in un paese che è uscito dalle guerre, oggi abbiamo sentito la storia dei terremoti, ma insomma no. Vabbè, comunque, le difficoltà, imparare ad affrontare le difficoltà è un tema. Così come è vero, ha ragione questa ragazza, che se non c'è una visione ideale la politica non ha senso, è sicuramente così, è senz'altro così, ma la visione ideale si costruisce secondo me sulle passioni, e le passioni sono nemiche del compromesso, quindi è un po' un circolo vizioso, no? Se tu hai una grande passione, che i grandi filosofi, ma Gramsci, voglio dire, no? Quando Gramsci dice istruitevi, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, dice una cosa semplicissima e fondamentale, che è il nucleo di tutto il nostro problema. Il nucleo di tutto il nostro problema è che non avere sufficiente istruzione né intelligenza per esercitare uno spirito critico, ma quelle menti lì, quelle teste lì non erano mica cooptate, erano teste a prescindere, che poi erano talmente enormi che davano loro una visione delle cose, quindi anche lì non è che ti devi aspettare che qualcuno ti dia un posto, devi prendertelo quel posto, ecco. Non è che devi aspettare che qualcuno ti dica per caso hai una buona idea che possa essere una visione politica per il prossimo ventennio? Ah sì, ce l'ho, guarda, scusa, grazie che me l'hai chiesto perché me l'ero dimenticato. Non è così, è che se uno ha un'idea formidabile, quell'idea si impone, ma non è che deve avere l'idea non è che deve essere ragazzi via panisperma, capito? Non è che deve essere un'idea in cui crede tanto, che persegue forte, che gli sembra giusta, anche le nostre idee di stasera. Quella si impone se ci credi. E io penso che, insomma, è anche quello che dicevi tu, è vero, però è vero, hai ragione, il PD gli manca questo, gli manca quello, gli manca questo, gli manca quello, però per favore facciamo uno sforzo di ottimismo, cioè ve lo dice una che insomma appunto io passo tutta la vita circondata da persone che mi segnalano quello che non va, torno a casa e mi dicono si è rotto il frigorifero, per perdere, mamma non trovo la mamma, i figli poi sono tutti maschi, quindi non sanno vedere le cose, io gli dico sempre cercate con occhi da femmina, vedete che troverete, perché se cercate con occhi da maschio non trovate. Quali sono gli occhi da femmina? Dico, non lo so, gli occhi da maschio sono quelli vitrei che guardano un punto davanti e dicono non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, non lo trovo, e è lì, no? Vabbè, insomma, passo tutta la vita a dirmi che a combattere con gente che mi dice questo non va, questo non funziona, questo non lo trovo, dove l'hai messo, avevi detto, non me l'avevi detto. Poi vado al giornale e mi dicono no, questo non si può fare perché è tardi, perché non ci sono le pagine, perché non c'è lo spazio. Poi vado alle riunioni politiche e mi dicono no, perché questo... Ok, però voglio dire una cosa, quello che non funziona lo vedo da me, cioè lo vedo da sola, lo so,
abbastanza, perché magari non tutto, può anche sempre darsi che qualcuno mi dica una cosa nuova che non funziona, però non è che è una festa quando mi fa la 150esima persona che dice e poi non funziona neanche questo. Vabbè, diciamo, quello che non funziona si sa, quello che va male si sa, spesso per esperienza diretta, oltretutto. Io vorrei proporre, come si diceva una volta a compagni, una mozione d'ordine, cioè ogni segnalazione di critica deve essere accompagnata da 3 soluzioni possibili, cioè non viene ammessa mai più al tavolo della discussione una critica che non sia accompagnata dal ho visto che questo non funziona e ho pensato che si può fare così, così o così. Abbiamo bisogno di gente che dica come si fa, non di gente che dica quello che non va, perché quello che non va ce l'abbiamo chiarissimo. Quindi i redditi delle donne sono inferiori a quelli degli uomini, lo so, cioè non c'è bisogno della prossima relazione dell'Istituto dei Benedetti, lo so da me, anche a me mi pagano meno di quanto pagano Gian Antonio Stella, quindi non ho bisogno di una ricerca universitaria, lo so da sola. Vorrei qualcuno che mi dicesse c'è questo fenomeno e si combatte così. So, adesso non mi viene bene, io perché poi se lo sapessi, diciamo, avrei la lampada da dire, non lo so, però avanti, fatevi sotto, portate delle soluzioni, vi verranno delle idee brillanti durante il giorno che non sapete a chi comunicare, ecco, comunicatele continuamente, tutte le idee brillanti che avete, ditele, alzate il telefono e dite, oh, mi è venuta un'idea fantastica per la soluzione di questo problema, e così meglio. No?